Buongiorno a tutti, oggi siamo a Silea, provincia di Treviso. Purtroppo non avevo tanto tempo per muovermi, ho cercato un luogo abbandonato vicino a casa e ho trovato questo, luogo storico dove si produceva il famoso olio cuore. Vi ricordate? Mangiar bene per sentirsi in forma. Questo è l'olificio Chiari e Forti che ha sede a Silea ed è veramente molto grande. L'ingresso è aperto e quando dico aperto vuol dire aperto, cioè si entra senza camminando. Di fianco c'è una ditta di autotrasporti, ho guardato che nessuno gliene fregava niente di quello che facevo, quindi sono entrato. Sì, sono curioso di vedere che ne è di questa fabbrica. La fabbrica è molto grande, ha una torre altissima, intorno ai 35 metri. Andremo a vederla dopo. Credo che ci si possa anche salire sopra. Questo non vuol dire che io ci salirò sopra. Beh, allora possiamo vedere da come è ridotta che è ormai in stato di abbandono da parecchi anni. Però vediamo a terra le classiche piastrelle rosso bordeaux, rettangolari e ottagonali, mitiche, sempre quelle delle caserme. Guardate neanche qua. Io credo che la ditta che ha prodotto queste piastrelle, come avevo già detto, sia diventata miliardaria, perché sono ovunque queste piastrelle, caserme, basi militari, adesso anche in questa fabbrica. Come sapete, di fabbriche io non ne ho fatte tante. Oggi è un'eccezione, ho del tempo libero. Purtroppo oggi avevo intenzione di andare in zona Cortina per fare 6-7 trabasi polveriere, però ho avuto un contrattempo, un impegno familiare che mi ha obbligato questa mattina a portare mio figlio a una visita di controllo, quindi di conseguenza adesso io sono qui. Mi sembrava una delle cose più interessanti che c'erano in giro e comunque poco impegnativa, sono 36 km da casa mia. Ho detto anche se la trovo chiusa magari torno indietro, perché purtroppo non posso fare 600 km ogni volta che esco con la macchina, come l'altro giorno che sono stato a Brescia. È vero, ho fatto 5 bellissimi video, non sono pochi 5 video, però devo stare attento, cioè attento nel senso che non è possibile, guardate com'è ridotto, non è possibile che io debba fare 600 km per fare dei video. Wow, qui c'è un sotterraneo, ma ripeto, non ci scendo perché sono da solo. Per scendere in un sotterraneo così dovrei essere in compagnia, qualcuno che mi filma finché scendo. Però vi posso dire che posso scendere dagli scalini, questo sì. Fermo restando che ci vedo molta acqua. Eh sì, sono stati messi dei bancali, dei mattoni, ma sì, locali tecnici, li vedo qualcosa tipo una caldaia, anche lì qualcosa di simile, una specie di cisterna per l'acqua e niente. Io no, vi dico onestamente, non so cosa troverò qui dentro. La fabbrica è grande ma è tanto diroccata, mancano i soffitti e non so appunto cosa troverò. Comunque guardate, qui le scale sono in mosaico addirittura, e le scale sono veramente tante, quindi si andrà dove? Sul tetto? Non lo so, vediamo. È un esperimento. Io non sono praticissimo di urbex civile, proprio perché mi sono specializzato in militare,
Siamo sul tetto, guardate che vista che c'è da qui, sì, tutto sfondato, però vorrei andare su quei due edifici lì in fondo, che li vedo ben messi. Aiuto! L'altezza non è poca, l'altezza non è poca, siamo a 20 metri circa, 15-20 metri. Va bene, vediamo se troviamo qualcosa di più interessante negli altri edifici. L'urbex industriale è più complicato perché qui in Veneto ci sono tante ditte e come mi è capitato alcune volte anche con le caserme, attaccata a una caserma c'è una ditta, una fabbrica, qualcosa, e non si sa mai che se il luogo è frequentato dai drogati fanno presto a chiamare i carabinieri e dire c'è un drogato che sta entrando. Io non sono un drogato, però intanto vengono qui, mi controllano. Può anche scapparci la denuncia, anche se io non ho fatto niente, può scapparci la denuncia. E comunque è proprietà privata, fermo restando che, come ho già detto tante volte, chi ha la proprietà privata è anche tenuto a recintarla adeguatamente, perché non puoi avere una proprietà privata la cui rete di recinzione è una gruviera e poi lamentarti che la gente entra. Per quello il comune spesso e volentieri tappa tutti i buchi delle recinzioni, perché poi uno che si fa male in un luogo comunale, tipo una caserma abbandonata che è del comune, potrebbe fare causa al comune, paradossalmente. Cioè, è follia, però è così. Ed è proprio per quello che il comune non mi dà praticamente mai il permesso di entrare in una caserma. Cioè io sono riuscito a entrare in 2 caserme da quando ho questa passione. Mi sono entrato in sole 2 caserme grazie al sindaco. Bovolone e Cervignano del Friuli. Bovolone perché è affidata a delle associazioni. E Cervignano del Friuli perché il sindaco è stato molto altruista e mi ha detto subito che se n'è pentito, perché nel mio filmato sono entrato in degli edifici dove teoricamente ho rischiato la vita, dove non entrano neanche gli ingegneri, quindi in caso di incidente lui avrebbe rischiato avrebbe rischiato dei guai. La cosa mi dispiace ovviamente, e mi è stato comunque detto che per quanto io mi offra di firmare liberatorie, carte, cose dove scrivo che io libero il comune o chi che sia dalle responsabilità, nel senso mi faccio male, sono solo affari miei, sono carte che lasciano il tempo che trovano, non hanno valenza legale. Io potrei comunque, una volta avuto un incidente o se muoio, la mia famiglia potrebbe fare causa al comune, ed è per quello che nelle caserme o entri illegalmente o non entri. È brutto dirlo, ma è così. È brutto dirlo, ma è così. Guardate qui ci sono anche dei sotterranei e anche l'acqua, anche qua. Accidenti. Mamma mia ragazzi, che caldo. Oggi è una giornata caldissima, come ieri d'altronde. E non sono 40 gradi, perché il termometro ne indica 32 come ieri, ma con l'umidità che c'è, io credo che se ne percepiscano almeno 35. È da morire. Un'umidità pazzesca. Guardate questo. Che ne sanno i 2000? Chi è che sa cos'è questo? Un nastro per stampante ad aghi. Le stampanti ad aghi si usavano negli anni 80, anche se tuttora
Alcune aziende che vanno a risparmio hanno ancora qualche stampante ad aghi, poche ma ci sono. È praticamente un toner, è come il nastro della macchina da scrivere, soltanto che scorre sulla stampante ad aghi. Vi erano le stampanti 9 e 24 aghi. La mia prima stampante, 1987, aveva 9 aghi, la usavo per stampare per scuola, aveva una qualità vergognosa. Se voi vedete come stampavo una stampante a 9 aghi negli anni 80, vengono i brividi. Ma non per scherzo, vengono i brividi perché era una cosa, ripeto, vergognosa la qualità. Però all'epoca era il massimo. Nell'87 c'era il monitor a fosfori verdi. Il monitor a fosfori verdi era quello nero, tipo Matrix, con le scritte verdi. Allucinante. Bene, insomma, siamo qui dentro. Oddio, oddio, guardate che roba. Guardate acqua che c'è qui. Pazzesco. Pazzesco. In questi sotterranei c'è quanto sarà? 80 centimetri di acqua, mostruoso. Questi edifici ovviamente sono destinati a crollare perché quest'acqua verrà assorbita dalle pareti e le farà crollare prima o poi. Pazzesco, mai vista tutta quest'acqua nei sotterranei. Avevo visto 10-20 centimetri, ma qui sono 80 centimetri per tanti metri, stanze lunghe 10-15 metri. Mostruoso, mostruoso. Bene, andiamo su. Non ho visto grandi container, silos dove contenere l'olio. Dopo, per carità, io non sono un esperto della produzione di olio, però non ho visto più o meno quello che mi aspettavo, a meno che non sia stata portata via una parte dei macchinari, sia stata portata via, perché l'olio cuore. Allora, questa fabbrica, guardarla così, ha chiuso almeno 15 anni fa, però l'olio cuore 15 anni fa esisteva ancora, quindi forse veniva prodotto da un'altra parte, e dove veniva prodotto, nell'altra fabbrica, non so dov'è, sono stati portati i macchinari che sono stati portati via da qui, perché vedo tante stanze vuote, mi sembra strano. Come qui, questo è l'ascensore. Vediamo quanti piani sono qui sopra. Orco Giuda, sono almeno 3 piani qui sopra. Bene, allora qui siamo vicini ai 2 edifici che avevamo visto prima, quelli più nuovi. Quello ha il tetto perfetto, quello a destra ha il tetto perfetto. Poi qui ci sono ancora una valanga di edifici da guardare, guardate che roba. Era un'area immensa, immensa. E questa sembrava torre coi merli, cioè sembra anche una fabbrica antica molto vecchia. Il degrado è che qui intorno sono sorte un sacco di fabbriche, mentre questa è rimasta abbandonata. Bene. Avevo detto che c'erano altri 3 piani, questo è uno e dopo ce ne sono altri 2 da vedere. Vediamo cosa c'è. Sì, non mi aspetto di trovare granché. Certo che se uno viene qua di notte e becca giù sto buco si ammazza. Qui probabilmente scendeva non lo so, il mais, non lo so, scendeva qualcosa di solido. Beh, comunque siamo riusciti ad entrare anche qui. Insomma dai, mi ritengo abbastanza bravino, riesco a entrare in tanti posti. Come si dice a Venezia, facendo finta di pomi, finta di niente, tradotto finta di mele, si passa dappertutto. Guardate qua c'è addirittura una diga. Che ci fosse una piccola centrale idroelettrica o che sia una diga che non c'entra niente con la fabbrica, non lo so, non ne ho idea.
Allora, qui c'è un'altra scala che non è quella che abbiamo fatto prima, l'altra è di là, verso destra, però noi prendiamo questa, tanto porta sempre su uguale, poi vedremo quante, ecco vedete qui non c'è più una scala che va su, questa è l'ultima, però dall'altra parte ce n'era un'altra, quindi noi adesso prenderemo l'altra scala. Vedete qui sulla torre dell'acqua si sale e si sale anche sulla torre dell'olio cuore perché ci sono le scritte. Il fatto è che io, ripeto, non vado a rischiare di andare lì sopra, a parte che se si cade da certe altezze bisogna sperare di morire perché si resta paralizzati come minimo, ma Madonna benedetta, sto Colombo mi ha fatto venire un colpo, tenente Colombo. Ecco qua, e qua siamo il Sile, quei cigni, bellissimo, niente da dire. Quindi ci mancano qui 2 edifici e tutti questi qua dietro. Non manca poche cose, non mancano poche cose. A parte che questo è completamente crollato. Non lo so cosa troverò. Eccole qui le scale che vi avevo detto. Lì finivano le scale, ma qui ce n'era un altro piano. No. A me piace arrivare fino in fondo, se possibile. Ripeto, senza rischiare la vita, perché l'ho già rischiata 2 volte. Mi è andata bene tutte e 2 le volte e non vorrei che ce ne fosse una terza, perché comunque una volta che ti fai male non è bello. Eccolo qua, noi siamo saliti da di qua adesso, non c'era l'altra scala, ma l'altra scala era di qua perché non è un piano completo, quindi c'è una specie anche di soppalco. Strano sti edifici. Io non so come si svolga la produzione dell'olio, però mi sembra strano che la produzione dell'olio necessiti di tutti questi piani in altezza. Qui sono tanti piani in altezza qui. Qui siamo nel sottotetto. È caldo ma non caldissimo perché è in cemento, è in pietra. Non è in metallo o materiali strani tipo Eternit. Ecco, per esempio qui siamo nel vuoto, vedete? Qui siamo nel vuoto, quindi io ritorno nel pieno. Qui ci sono delle stanze che però sono chiuse, ma è un mistero. Non lo so, mi sembra strano che una fabbrica che produceva olio avesse tutti questi piani, cioè mi aspettavo che una fabbrica di olio fosse più bassa, non servissero tutti questi piani, però ripeto, non sono esperto, vi riporto la mia sensazione, magari qualcuno che se ne intende o magari qualcuno che ci ha lavorato o che la vedeva quando era aperta magari mi potrà schiarire le idee. Adesso io farei gli ultimi 2 edifici più questo gruppo che c'è qui a destra, che è proprio un gruppo di edifici e non so neanche quanti siano perché uno dietro l'altro potrebbero essere anche 10-12. Ragazzi, che caldo. La cosa che mi fa morire è che per fare urbex d'estate uso comunque i pantaloni lunghi, perché l'altra estate ho usato tutta l'estate i pantaloni corti e avevo le stimmate sulle ginocchia e sui polpacci da tutti i rovi, da tutte le cose, quindi ho iniziato a mettermi i pantaloni lunghi anche d'estate, ma sono anni che non metto i pantaloni lunghi d'estate, non sono più abituato e con questo caldo è dura camminare con i pantaloni lunghi. Inoltre metto anche una camicia che è un po' più grossa di una maglietta, perché ha la tasca, così posso metterci dentro qualcosa, perché non ho più il giubbotto che ho d'inverno. Poi la camicia è un po' più comoda, però è tutto abbigliamento che mi tiene molto più caldo rispetto all'altra estate. L'altra estate maglietta, pantaloni corti, andavo dappertutto, però effettivamente è rischioso andare in pantaloni corti. L'altro anno, ripeto, avevo le stimmate sulle ginocchia e sulle gambe. Quest'anno ho detto no, corriamo i ripari, ci attrezziamo
ho preso un abbigliamento e l'ho dedicato all'Urbex. Eccolo qui, lì in fondo c'è l'ingresso principale, ma non si sa dove sia l'ingresso di questo edificio. Allora dopo entriamo di là, dopo andiamo su quella zona lì, ma prima di andare su quella zona lì voglio fare questi due edifici, ho detto, questi due nuovi, che poi sì, sono nuovi, però cioè pazzesco, perché questo ha il tetto che è perfetto, questo è il tetto che è perfetto, e guardate questo, il cemento è ancora chiaro, cioè non è vecchio, e ha sempre quel mosaico fuori, è pietra naturale sulle colonne, quindi qualitativamente non è mica un brutto edificio, però è stato tutto abbandonato ed è sul Scile, tra l'altro. Pensate che il ristorante che verrebbe fuori qui, guardate, mangiate sul Scile. Sì, non dico tutta la fabbrica, prendevi solo questo pezzo, facevi tipo un bed and breakfast, un ristorante, sopra le camere, sotto il ristorante, guardate che roba, che spettacolo. Altro che tavoli e cucina ci stavano qui, e bar. Allora, io devo stare attento però, perché mi si può vedere dall'altra parte del fiume. Guardate che roba. Io credo che ci siano almeno, io stavo per dire 20 cigni, ma secondo me sono anche 25. Tantissimi cigni, bellissimo, bellissimo. Una zona bellissima, bellissima. Qui hanno tirato giù tutti i tramezzi, vedete? Qui c'erano i tramezzi per terra e hanno tirati giù tutti. A che pro io non lo so. Hanno portato via tutto il rame, hanno bucato anche per terra per tirare fuori i cavi. Guardate che roba. Hanno tirato giù i tramezzi, ma i tramezzi hanno portato via anche i rovinassi, però è quello che non capisco. Perché... Quindi qui forse si è iniziato una piccola ristrutturazione che poi non si è portata a termine, ma è un mistero, perché hai abbattuto tutti i tramezzi e poi li hai lasciati qua, e cioè poi li hai portati via. Non lo so, pazzesco. Andiamo al piano di sopra, va. Marmo, vedete gli scalini? Marmo, marmo, marmo. È qualità, ragazzi, questa non è roba economica, è qualità. Bene, allora, anche qui hanno tirato giù i tramezzi e li hanno portati via. È un mistero perché non ci sono più tramezzi. Hanno iniziato un restauro e poi non l'hanno portato a termine. Vabbè, rame. Vabbè, lasciamo perdere. Alle prossime Olimpiadi, oltre che oro, argento e bronzo, ci sarà anche rame. Sarà la quinta medaglia dopo quella di legno, che è il quarto posto. Va bene. Avete visto che vista che si gode da qui? Questo potrebbe essere un bed and breakfast, un agriturismo, un ristorante, anche di lusso. Guardate che vista, guardate che pace. Provate a sentire. Sento solo alla mia destra, dalla parte opposta del fiume, i camion che passano sulla statale, che poi portano qui che ci sono dei depositi. Ma qui è pace totale. Questa è una zona tranquillissima, veramente bella. È un peccato che sia abbandonata così. Ma vabbè, l'ho visto su tante caserme e l'ho visto anche in questa fabbrica, come l'ho visto anche in altre fabbriche. O anche l'altro giorno in montagna a Borno, Brescia, quel sanatorio tra le montagne, si respirava un'aria, signore e signori, un'aria pulita, un'aria di montagna, buonissima. E il luogo è lì, abbandonato. E manco i tossici ci vanno, perché è talmente disperso tra le montagne che un tossico non arriva vivo. Allora io non so da che parte si entrava qui, ma comunque non è la mia priorità, anche perché non mi aspetto di trovare niente. Io vorrei capire questa parte di fabbrica, quella vecchia, cosa c'è, cosa non c'è. Allora qui io non credo entrerò. Io qui non credo entrerò perché guardate che roba, che è tutto crollato. Qui è tutto crollato.
Noi proviamo a fare il giro. Pensate, qui sulle macerie sono cresciute le piante, vedete, le piante sono cresciute dentro, sopra le macerie. Qui è crollata la tettoia, qui arrivavano i camion a scaricare perché c'era il cartello per i conducenti. Noi siamo usciti da qui, siamo stati all'ultimo piano, fino all'ultimo piano. Adesso proviamo a vedere qui cosa c'è. Mamma mia ragazzi, che degrado, scusatemi, mi tolgo gli occhiali da sole un attimo perché fuori gli occhiali da sole sono indispensabili, se no non ci si vede, ma dentro è buio. Qui c'erano edifici, c'erano armadietti, mobili, scrivanie, tavoli che sono stati tutti vandalizzati. Il frigo della Gatorade, incredibile. Qui muro in cartongesso demolito. Da che parte andiamo adesso? Sapete che non so da che parte andare. Io provo ad andare di qua e dopo devo ricordarmi come uscire però, perché molte volte quando entro in sti posti poi non mi ricordo più come si esce e non è facilissimo regolarsi. Vedete, qui scorreva il fiume, vedete che c'è una grata, quindi qui sotto correva acqua, quindi questa potrebbe essere una centrale idroelettrica, oppure l'acqua veniva usata per il raffreddamento degli impianti, non lo so. C'è sempre la scritta olio cuore. Guardate qua, guardate che degrado che c'è. Allora proviamo ad andare di qua, perché adesso guardate, qui hanno sfondato il vetro cemento e qui sotto c'è acqua. No, qua non si va, non si passa. Qui ci sono gli impianti delle caldaie, o forse l'antincendio, non lo so. Adesso proviamo a cercare di capire dove andare, perché io non so onestamente dove andare, perché qua è mezzo chiuso, c'è tutto un falso piano, si sale, si scende. Guardate acqua che c'è lì, non scendo neanche perché ci sono le alghe, guardate lì ci sarà 1 metro di acqua lì sotto, e qui non c'è niente. Io devo anche stare attento che non cada qualcosa dal soffitto, perché se cade una tegola io ci resto qui e credo che non mi trovino più, anche se ieri sera ho detto ai miei amici che venivo qui. Mamma mia ragazzi, cioè è pazzesco, perché qua il fiume è asciutto, ma sotto la fabbrica è pieno di acqua. Vabbè, io rompo un paio di ragnatele, non vorrei beccarmene in faccia, e vediamo qui dove si va. Locali tecnici anche questi, anche qui hanno portato via i cavi. Alta temperatura acqua, qui ci sono tutti i controlli. Questa era tipo una centrale elettrica, diciamo, della fabbrica. Però io vorrei capire da qui come si può andare nell'altra parte della fabbrica, perché la fabbrica di là continua. Ma come ci si fa ad arrivare? Forse di qua? Sì, forse ho indovinato. Guardate qui tutti i quadri elettrici, guardate che ruota dentata, mostruosa, e l'acqua arriva a metà. Pazzesco, è tutto allagato, un disastro. E io queste colonne le ho già viste, molto simili, guardate che belle. Queste colonne assomigliano molto, ma molto, alla fabbrica, il cotonificio di Pordenone, la prima visita civile che ho fatto.
aveva centinaia, decine, centinaia di queste colonne. Era pazzesco, era pazzesco. E quella risaliva ancora al 1800 quella fabbrica, quindi può essere che anche qui l'origine sia molto più vecchia di quello che si crede, perché probabilmente qui c'era già una fabbrica di qualcosa e poi è stata trasformata nella fabbrica dell'olio cuore. Ecco, adesso ho paura, ve lo dico. Legno, c'è paura. Qui c'è l'ascensore, paura nel senso che camminare sul legno, l'ultima volta che ho camminato sul legno ho rischiato di morire, perché si è rotto il legno e sotto c'erano 6 metri, legno del ponte. Però no dai, sembra abbastanza solido e che io con i miei 102 kg metto a dura prova il legno. Allora, sì, comunque i pavimenti in legno sono vecchi, signori. Guardate, le colonne anche qui in ferro, anche qui le colonne in ferro, e i pavimenti in legno sono vecchi. I pavimenti in legno sono vecchi. Questi sono almeno anni 50, forse addirittura anche anni 40 i pavimenti in legno. E comunque questo, vedete, è il simbolo dell'olio cuore. Olio cuore. Andiamo nel concorso Ipercoppa. Che non è, c'è della roba che non è vecchissima qui. Illuminiamo bene perché non ho voglia. Bocconcini filo. Se trovassi un giornale potrei leggere la data, che comunque non vuol dire niente perché magari uno ieri è entrato e ha lasciato giù il giornale, però con un giornale in mano potrei dire vabbè. Allora, cos'è questa? Una bomba a mano? No, è il perno della porta. Allora, madonna benedetta, quanti piani ci sono? Tanti. Vabbè, li facciamo tutti, nessun problema. Verrà fuori una visita lunga perché la fabbrica è più grande di quello che credevo. È più grande di quello che credevo, molto più grande. E devo stare attento a dove metto i piedi, ripeto, perché io qui, io del legno non mi fido. Wow, dove siamo qua? Mamma mia ragazzi, cosa sono queste parancole? Se si rompe una di queste parancole vado giù nell'acqua e annego. Lì c'è l'acqua, ci sono, non so, metri di acqua. Ah, qui siamo di nuovo nella stanza di prima. Cioè ci sono dei posti che io credo che se lì sotto c'è un cadavere non lo troverei mai. Quando non abbatti, non demolisci tutta la fabbrica, perché sono dei luoghi talmente nascosti che se c'è qualcosa di nascosto, anche se fossero 10 lingotti d'oro lì sotto, non li vedi. Mamma mia ragazzi, sto soppalco in legno mi fa tanta paura. Guardate che porta blindata che c'è qua, cioè non è blindata, però è grossa. Guardate, qui è crollata la parete, qui è crollato il pavimento e qui c'è del legno che sorregge il piano sopra e qui ci sono delle scale di legno che vanno su. Mamma mia ragazzi, paura, E qui quanti piani si va su con queste scale di legno? Queste scale di legno sono sicure, l'unica roba che c'è sono le cacchette dei topi. Sento un rumore, ma forse sono gli uccelli, sentite? Mi sembra più interessante salire qui che da altre parti, quindi saliamo qui e vediamo cosa ci aspetta. Mamma mia ragazzi, da paura sti posti. Siamo nel sottotetto adesso, forse. Il piano sopra siamo nel sottotetto. Ci sono dei bancali a terra. Mamma mia, qua è tutto marcio. Qua non mi ispira per niente.
Qui siamo nel sottotetto, vediamo. Mamma mia, qui è crollato il pavimento. Anche qui è crollato tutto. Aspetta, cosa vi dico? Che non vedo nulla di particolare. Io vado giù. Vado giù no perché ho paura, ma sì, stare con più di 100 kg sopra il legno marcio non mi ispira. Infatti molte persone che fanno urbex o amici mi hanno detto sei coraggioso, anche incosciente forse, perché vai in questi luoghi da solo. Se ti succede qualcosa, cosa fai? Se ti succede qualcosa, cosa fai? Ed effettivamente è vero, ma infatti sto più attento rispetto alle avventure di quest'inverno, dove sono stato un po' più intraprendente e ho rischiato di più. Qui invece rischio di meno. Però guardate cosa c'è qui fuori, lo vedete? Qui teoricamente questo sarebbe un giardino, sarebbe un vano dentro l'edificio che scende almeno 7-8 metri. Io non so se è vero, è il pavimento, no, è il pavimento questo, qui c'è il pavimento, eccole là le grate, qui c'è l'acqua e muschio alto 10 cm, roba da presepe. Allora, adesso intanto apriamo questa porta che prima non l'avevo vista. Mamma mia ragazzi, che posti! Guardate, qui lì c'è uno scivolo per far scendere, dico io, i sacchi di mais per far scendere qualcosa. Guardate questi scalini come sono presi, no? Questi non li salgo neanche morto. Questi non li salgo neanche morto, perché sì, è vero che fare qualcosa di rischioso molte volte alza l'adrenalina, dà dei brividi, ti fa sentire più vivo, però neanche morire per sentire più vivo. Qui c'erano degli alveari enormi, sono stati spazzati via, probabilmente da qualche cretino. Qui comunque c'era un impianto sprinkler, lo vedete? Qui c'era l'impianto sprinkler, quindi era relativamente moderno questo edificio, o meglio, era stato ristrutturato in maniera moderna per adeguarlo alle normative probabilmente del periodo. E gli sprinkler comunque da quanti anni ci sono? 20-30 anni? 30 anni più o meno sono 30 anni che ci sono gli sprinkler. Allora, madonna, qui si continua a salire, non si smette più. Allora, fatemi capire, qui c'è una rete che divide a metà la stanza, che strano. Siamo sempre su sti pavimenti di legno, signori, che non mi danno affidamento. Non mi danno affidamento. Poi c'è questa rete, vedete, con la porta, qui i vetri al centro, un mistero. E qui si va sul tetto. Sul tetto e siamo sempre sul Sile, siamo sempre lì. Lì c'è il piazzale dal quale venivamo, lì secondo me c'è la torre, eccola qua davanti a noi c'è la torre e qui c'è il Sile. Mamma mia ragazzi, e qui mi pare di aver visto le scale rotte di prima che ho detto col cavolo che le faccio. No, non sono qui. Mamma mia, quanti giri è che fanno sti posti. Forse sono qui a lato, allora aspettate un attimo, forse sono lì a lato, è vero. Che le scale erano le ho trovate dietro la porta tipo questa che c'era il piano sotto. Allora, cerchiamo di capire. Aspettate che c'è qualcosa qua. Word card, no. Speravo di trovare qualche dischetti, floppy disk. Toner, i floppy disk da 5 pollici e un quarto, signori. Che ne sanno i 2000, i floppy disk da 5 pollici e un quarto, io li usavo nell'87 e li ho usati fino al 90 e qualcosa. Ecco qui c'è il legno, la scala in legno di prima che non volevo fare, che era rotta. Adesso ritorniamo sulle scale principali e continuiamo a salire, che è una roba pazzesca, qua si sale all'infinito, non si smette più di salire, mostruoso. Sì, perché sono piani, non sono neanche tanto alti come piani. Siamo sotto i 3 metri probabilmente di altezza del soffitto, quindi sì, però è l'ultimo penso, no,
ce ne sono ancora 2. Mamma mia ragazzi, ma quanti piani ha sto posto? Non smetto più di salire, sempre queste colonne in ferro bellissime, che un antiquario, se gli dici vieni a prendertele, se le porta via subito. Il fatto è che se le togli crolla tutto. Dovresti mettere delle travi di legno per sostenere il pavimento del piano sopra, però vabbè. Guardate qua, mensole a nastro. Quello credo che sia un uccello morto, ma morto da decenni. E andiamo a vedere giusto sta porta. Guardate che roba, questa è una porta di cartone. Sapete che mi viene voglia di andare di là? Se mi viene la voglia, mi viene la voglia, però devo stare molto attento. Qui siamo sul sottotetto, legno e tegole. Cammino con circospezione. E comunque questo legno, ragazzi, è terrore camminare qua sopra. No, non c'è nulla qui. Io me ne vado perché cigola da paura questo legno. Probabilmente tiene, perché è secco, lo vedo abbastanza secco, probabilmente tiene, però io me ne vado via. Pensavo che questa gita fosse molto più breve, invece tante scale, tanti piani, tanti edifici. Io vi voglio far rivedere la vista che si gode da qui. Guardate che roba. Paradiso terrestre, acqua limpida. Pazzesco. E andiamo su di un altro piano. Ma sì, tanto dovrebbe essere l'ultimo. Qui c'è la porta chiusa. Hanno cercato di sfondarla. Questa porta, ma sono curioso di sapere cosa c'è. Niente. Ho provato a spingere, ma non a tirare pedate, perché come sapete io non rompo nulla. Mi rifiuto di fare danni. Anche qui mensole. Qui siamo in magazzini, ovviamente. Qui veniva immagazzinato qualcosa. Visto che c'erano stampanti, toner, dischetti, forse era l'archivio. Potrebbe essere l'archivio, perché mai più porti qua sopra, che è tipo sesto piano, non porti al sesto piano l'olio per poi fargli fare altri 6 piani per portarlo giù, ovviamente. Quindi mi sento di dire che questo era l'archivio. E i neon sono perfetti, cioè paradossalmente vieni qua, te li porti via i neon. Adesso non voglio dare l'idea a qualcuno di portarsi via i neon, però è pazzesco, sono perfetti i neon, sono perfetti, come nuovi. Comunque secondo me qui c'era qualcosa, tipo una centrale idroelettrica. Secondo me qui sotto si produceva acqua dal Sile. E questa ditta, questa fabbrica di olio, beneficiava di questa energia a basso costo o costo zero, sempre relativamente al fatto che hanno dovuto costruirsi una centrale idroelettrica, come a Rovereto, alla Lumetta mi pare che si chiamasse. Anche lì si sono costruiti una centrale idroelettrica, cioè non è che hanno montato un generatore, no, una centrale idroelettrica con un canale di 2 km che porta l'acqua. Quindi parliamo di opere di altri tempi. Infatti quella ditta di Rovereto ha iniziato il proprio declino, sapete quando? Quando hanno dovuto agganciare alla rete pubblica dell'Enel la loro centrale idroelettrica e non potevano più produrre energia gratis per se stessi, ma dovevano pagarla all'Enel, della serie Viva l'Italia. Viva l'Italia, tu produci la tua energia elettrica dopo aver costruito opere da milioni di euro, una centrale idroelettrica, scavato canali, e poi sei obbligato ad agganciarti alla rete elettrica pubblica e a pagare l'energia elettrica. Questo è strozzinaggio, questo è chiedere il pizzo. Come chi produce energia elettrica con i pannelli solari, no? Che deve comunque essere allacciato all'Enel e comunque pagare la bolletta. Ma se io mi monto i pannelli solari e sono green
e favorisco l'ambiente e risparmio soldi sui cavi, perché non mi collego da nessuna parte, ci sono meno cavi nel mondo. Ho il mio impianto, tutto mio, non do fastidio a nessuno. Cosa volete da me? Perché devo allacciarmi all'Enel? Perché devo allacciarmi all'Enel? Dove sta scritto? Nella legge. Devi pagare il pizzo. C'è il pizzo da pagare. Allora. Wow. Ho sbagliato strada perché non dovevo scendere fino al piano terra, ma scendendo fino al piano terra ho trovato dei nuovi posti. È immensa comunque questa fabbrica. Questa fabbrica è immensa. Cioè, io comunque ho visto un frigo della Gatorade, ho visto adesivi della Gatorade. Non è che qui si producesse qualcos'altro oltre all'olio. Mi viene da pensare, sapete, perché tutti questi adesivi Gatorade, sì, per carità, che devono fare lo sponsor loro, la pubblicità alla Gatorade, magari producevano anche Gatorade. Wow, guardate che posto. Fare un rave party in fondo al DJ. Io non so dove andare, adesso devo trovare il modo di uscire, perché mi sono semi perso. Dovrò tornare su quelle scale fino a che troverò, non lo so, adesso vediamo. Questo serviva per tirare sul mais, vedete, questa era una cinghia, scendeva dove c'era il mais, lo tirava su e lo portava su per la produzione. Qui c'è l'ascensore, allora io proverei a salire di qua. Non sono salito di qua, non sono sceso di qua, però proverei a fare questa strada per vedere se arrivo nel posto giusto. No, non arrivo nel posto giusto. Zio cane. Mi sono perso, va bene. Allora ho due scelte: o torno su per le scale di prima fin quando arrivo al piano giusto, che non so qual è, perché non ho calcolato purtroppo qual era il piano giusto, oppure passo sopra i rovinassi ed esco nella piazza principale. Forse mi conviene passare per i rovinassi se non è troppo pericoloso. Adesso vediamo. Comunque signori, caldo caldo, caffè, caldo caldo anche qua, in 40 secondi. Ah, la bottiglietta di caffè che agitavi, dentro c'era probabilmente qualcosa. Quaker, chiari e forti, stabilimento di Silea. Anche la Quaker produceva cereali, dico una sciocchezza, io mi ricordo dei cereali della Quaker, mi pare, cose per fare colazione, stile americano diciamo. Mamma mia ragazzi, che roba, qui non sono entrato, entriamo anche qui ovviamente, why not? Comunque qui ci sono impronte di qualcuno che è entrato prima di me, per carità è normale, i luoghi dell'Urbex sono fatti così. Sapete dove siamo qui? Siamo sopra il tetto pieno d'acqua. Qui c'erano le alghe, vedete il muschio, e qui cola l'acqua perché l'acqua è ferma sopra e un po' scende per la grondaia. E anche fuori dalla grondaia. Qui uno spacca uno di questi vetrocemento, viene giù litri d'acqua. Quindi io me ne vado via perché se dovessi uscire mi viene il tetano con quell'acqua lì. Con tutti gli uccelli morti, il guano e tutto quanto. Pazzesco. Pazzesca sta fabbrica, veramente. Io non sapevo bene cosa mi sarei trovato di fronte. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Qui c'è un edificio, vedete qui Merli addirittura, sembra quasi un castello.
è molto bello, è molto bello. Allora qui, se io esco qui davanti dritto, lì c'erano le scale a sinistra, ma se io esco qui avanti dritto probabilmente riesco, no, probabilmente, arrivo nella piazza principale e posso uscire. Eccoci qua. Niente, dai, proviamo ad andare di qua, sì, perché vedo che c'è il sentiero, quindi vuol dire che molta gente è entrata da qui, io perché me la sono fatta più complicata dall'altra parte. Eccoci qua, no, si passa più che tranquillamente. Beh signori, cosa volete che vi dica? Siamo a Silea, alla fabbrica di olio Chiari e Forti, dove si produceva l'olio Cuore e c'era anche la Quaker che produceva cereali e cose per colazione. Mezzo demolito, mezzo nuovo, sul Silac, coi cigni, una zona veramente pazzesca, stranissima. Niente, io vi saluto da Silea, spero che vi sia piaciuto questo video, un video diverso dal solito perché appunto ho fatto un luogo civile, però vi ripeto, d'altronde per andare, adesso mi devo spostare quasi sempre lontanissimo, quindi andare in Lombardia, ho qualche luogo in zona Cortina da un pezzo, nel Cadore, però anche lì non è lontanissimo, però in montagna vai 40-50 all'ora in salita, non è che fai i 130 dell'autostrada, quindi mi ci vuole una giornata intera per fare questi luoghi. Siccome questa settimana purtroppo la giornata intera non c'è, oggi ho messo a frutto questo pomeriggio. Vi ricordo tra l'altro che siamo entrati qui alle 2 del pomeriggio con la candela del sole e ne siamo usciti alle 3, quindi quasi un'ora di video nelle ore più calde della giornata, che se non ho fatto un infarto è un miracolo. Adesso mi butto nel Sile e me lo bevo tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere mi piace come sempre al mio video, di seguirmi, di diventare mio follower su Facebook, anche su Facebook perché condivido lì le cose, ma soprattutto su YouTube, perché così potete vedere per primi le novità che pubblico. A voi non costa nulla, è gratis. Per me però è una grossa mano avere nuovi follower, perché YouTube mi vede crescere e mette i miei post davanti agli altri, li mette sempre più in primo piano e riesco ad avere più visibilità. Vi ringrazio, continuate a darmi dei consigli anche sulle visite civili, io sono qui e se voi mi date i consigli come la scorsa settimana io li seguo e faccio i luoghi che mi indicate voi. Vi ringrazio a tutti e vi auguro una buona giornata da Silea.